Buonasera, buon inizio di settimana, bentornati a Squadra che Vince su Radio Adige TV. Torniamo a parlare, come ogni lunedì, di infrastrutture, in particolare di un'infrastruttura sanitaria importante, lo vedrete tra poco. Andiamo con ordine, andiamo a presentare un po' il focus del giorno e anche il sondaggio del giorno. Investimenti nella sanità, il punto sugli ospedali veronesi, questo vi proponiamo oggi, cercheremo di capire come e quando, ci sarà e c'è stata comunque un'iniezione economica importante per aumentare i servizi e le infrastrutture legate ai nostri ospedali, ripeto, in particolare a Legnago, ci andremo tra poco. Finanziamenti per 437 milioni a 17 ospedali del Veneto, questo quanto annunciato dall'assessora Lanzarin ma anche dal presidente Zaia qualche settimana fa. E poi vedete qui una mappa molto grande dove sono riportati i vari investimenti. A Verona importante ricordare che sono arrivati 100 milioni in più per l'ospedale di Legnago, ma anche 44,5 per Borgo Trento e circa 12 per Borgo Roma. In particolare ci concentreremo sul Mater Salutis tra poco con i nostri ospiti. Andiamo velocemente a vedere il tema del giorno: ospedali veronesi, il servizio è adeguato? Questo vi chiediamo oggi, domani vedremo l'esito del questionario. Sì, tutto sommato ci sono i servizi necessari, no, servono maggiori investimenti. E allora torniamo un attimo a noi perché ripercorriamo a grandi linee il tema che caratterizzerà la giornata di oggi, ovvero è questo: come sarà il nuovo ospedale di Legnago. Lo abbiamo affrontato a inizio mese questo tema, e per parlare del Mater Salutis in particolare do il benvenuto al direttore generale della ULSS Nove Scaligera, Pietro Girardi. Benvenuto. Buonasera, direttore. Buonasera, grazie dell'invito, è un'ottima opportunità che ci state dando. E poi abbiamo Luca Vesani, l'ingegnere Vesani, che è direttore dei servizi tecnici e patrimoniali della ULSS Nove Scaligera. Benvenuto, ingegnere. Buonasera, grazie. Allora, perché Legnago? Intanto, sempre per il nostro pubblico, ricordiamo e torniamo indietro sul nostro sito veronadaily.it, esattamente un anno fa, il 16 dicembre del 2022, qualche giorno più, qualche giorno meno, la regione aveva annunciato 40 milioni per l'ospedale di Legnago. Lo vediamo sempre all'interno del nostro sito. Come abbiamo detto in premessa, poi, e siamo al 30 ottobre 2023, invece un altro carico da 156 milioni, di cui 100 proprio a Legnago. Qui vediamo proprio Lanzarin e Zaia. Allora, prima di iniziare vi chiedo ancora un attimo di pazienza, perché andrei ad ascoltare le parole di Lanzarin quando, appunto, il 30 ottobre scorso ha annunciato questo ulteriore stanziamento. Nella sanità pubblica si rassicurano i cittadini, si continua a investire tanto anche per quanto riguarda le liste d'attesa famose. Allora, il nostro impegno nell'investimento in sanità è un impegno continuo, sia in quella che è la parte logistica infrastrutturale, quindi per quanto riguarda i nostri ospedali, sia per quanto riguarda le attrezzature. Questa nuova programmazione di 437 milioni che si vanno ad sommare ai 371 deliberati l'anno scorso vanno in continuità, e quindi molti dei nostri ospedali avranno il secondo stralcio, per esempio Campo San Piero, San Donà di Piave, Porto Gruaro, che avevano già una fase Piave di Sacco avanzata, altri invece avranno una fase nuova. Citiamo due interventi importanti: Mestre, l'Angelino, 58 milioni, che è una nuova struttura che sorgerà a fianco dell'attuale ospedale dell'Angelo per avere spazi e una logistica migliore, e poi i 100 milioni che si vanno a sommare ai 40 già stanziati per quanto riguarda il nuovo ospedale di Legnago Verona, un completamente nuovo sarà, su cui sono già in fase di apertura delle buste per la progettazione. Abbiamo sentito appunto Lanzarin, allora partiamo con lei, Girardi. Buone notizie per quanto riguarda Legnago, tra l'altro notizie, ed è l'ultimo articolo che faccio vedere prima di darle la parola, che ha ricordato proprio in un incontro dello scorso 18 novembre proprio a Legnago, in un convegno organizzato dalla UIL FPL, che ha lanciato una sorta di appello per la sanità pubblica, e proprio in questa occasione lei ha presentato un po' nel dettaglio ciò che ricorderemo anche oggi. Sì, anche quella è stata un'ottima opportunità che ha evidenziato quanto la pubblica amministrazione in qualche modo sta puntando sulla qualificazione delle strutture. L'ospedale di Legnago è un ospedale che in qualche modo è il perno
degli ospedali per acuti della provincia di Verona, sicuramente in una zona che è limitrofa a diverse province e devo dire anche a diverse regioni, quindi c'è l'esigenza di ben presidiare quel territorio. L'attuale struttura non permette di razionalizzare al meglio, devo dire, le risorse del personale disponibili, e quindi bisogna anche riuscire a essere attrattivi in questo momento particolare della sanità, perché le risorse sono veramente umane, sono veramente, mi riferisco alla professionalità di alcune tipologie di medici da trovare e da cercare e da mantenere nelle proprie strutture, e quindi era importantissimo investire. Cercheremo di farlo nel migliore dei modi, cercando di prevenire quelle che sono le tecnologie che negli anni si svilupperanno. Sto pensando a cose che in questo momento negli ospedali quasi non ci sono, perché così dovrà essere il nuovo ospedale, i droni piuttosto che l'intelligenza artificiale, insomma, giusto per fare degli esempi che tutti quanti possano capire. Ed è per questo che l'assessore poco fa diceva la progettazione è in fase di aggiudicazione. Mercoledì aggiudicheremo la progettazione, da che partiranno poi nel dettaglio ci spiegherà meglio il nostro ingegnere, ma abbiamo delle tappe ben definite per cercare di realizzare quell'ospedale nel primo tempo possibile. L'ospedale verrà costruito per fasi, le attività non smetteranno mai e ci ritroveremo l'ospedale nuovo man mano che lo abbandoneremo il vecchio, quindi entreremo in fasi nuove, in ospedale nuovo, man mano che verrà realizzato. Insomma, 100 milioni, vedendo anche gli altri finanziamenti che sono stati destinati ad altri ospedali, sono una cifra davvero importante. Ecco, immagino che abbia accolto con favore e con stima anche questo stanziamento da parte della regione così forte, che dicevamo si aggiunge ai già 40 annunciati nel 2022, quindi si può fare un bel lavoro. La regione ha dimostrato in provincia di Verona, ma non solo in provincia di Verona, in tutta la regione, in tutto il territorio, di mantenere un equilibrio che valorizzi la sanità pubblica, quindi ben vengano gli investimenti. La difficoltà che avremo nel corso degli anni sarà quello di riuscire a mantenere l'elevato in Veneto rispetto al panorama nazionale standard di attività che eroghiamo, di qualità che eroghiamo, a fronte di quello che invece si preannunciano un po' di difficoltà nel reperimento del personale. Io ribadisco questo concetto, insomma, le proiezioni in questo momento danno la necessità e l'evidenza che un qualche cosa nel sistema deve cambiare, secondo me, in termini di funzioni che ogni professionista svolge. Cito solo due cose importantissime: la popolazione che sta invecchiando in modo importante, quindi le esigenze che cambiano dalla popolazione. Per esempio, gli ospedali tra 20 anni non devono essere gli ospedali di oggi, anche in termini di numerosità avremo sempre più bisogno di assistenza più leggera per gli anziani e dovremo inventarci lì delle soluzioni probabilmente nuove, e la necessità di qualificare personale su questo settore. Oggi stanno studiando un medico per ogni infermiere, questa è la mia preoccupazione, quindi sicuramente dovremmo investire di più sugli infermieri, sui tecnici, e seppur è vero che i medici in questo momento sono meno di quello che forse pensiamo che debbano esserci, nella realtà siamo in piena media europea, quindi dovremmo lavorare molto su che cosa fa ogni qualifica professionale. Dopo parleremo magari anche di ospedali di comunità, perché è un altro tema importante. Entriamo un po' con l'ingegnere Avesani allora anche un po' nel cuore di questo progetto, perché con l'arrivo del 2024 iniziano anche i cantieri. Come ha ricordato il direttore Girardi, sarà chiaramente un cantiere, un lavoro di restauro completamente nuovo come concetto, che richiederà diversi anni. E allora guardiamo anche delle slide a supporto che ci avete gentilmente fornito. Stiamo parlando proprio dell'ospedale Mater Salutis di Legnago, e qui vediamo insomma alcuni dettagli che via via insomma potremo anche commentare. Si parla di una piastra di 39.000 metri quadrati dedicata alle emergenze, agli ambulatori e servizi. Insomma, c'è davvero tanto ingegnere Avesani su questo nuova sfida anche, no, infrastrutturale. Sì, è una nuova sfida. Occorre precisare che in realtà
All'inizio, quindi negli anni intorno al 2020, l'iniziativa era nata per ristrutturare l'attuale struttura ospedaliera. Poi nel corso di alcuni ragionamenti siamo passati alla costruzione del nuovo ospedale. Da qui siamo arrivati attraverso uno studio di fattibilità, a definire quello che è un importo indicativo di costruzione che si aggira intorno ai 150 milioni di euro. Attraverso questo studio e attraverso la collaborazione con la regione e con tutti gli enti siamo arrivati ad avere un finanziamento, cosiddetto primo stralcio, che è uno stralcio funzionale, quindi collegandomi a quello che diceva il direttore generale, ogni conclusione dello stralcio sarà funzionante e quindi noi costruiremo a tappe l'ospedale. Abbiamo avuto un primo stralcio funzionale di 40 milioni e poi, attraverso quello che ci siamo detti, un secondo stralcio, che sarà un secondo stralcio funzionale di altri 100, per un complessivo di 140 milioni. A fronte di questo noi ci siamo adoperati e abbiamo subito indetto una gara per la progettazione. È una gara importante, ha un valore di circa 13 milioni di euro, che stiamo ad aggiudicare a giorni. A giorni, dicevamo, no? Questo fatto attraverso anche una collaborazione di vigilanza con l'ANAC, quindi con l'Ente Nazionale Anticorruzione. Tutte quante le procedure che noi stiamo adottando le abbiamo adottate in collaborazione con loro, perché riteniamo che una gara del genere ha una valenza importante, quindi una collaborazione per quanto riguarda tutta la parte dell'anticorruzione è una cosa importante. Quindi aggiudicheremo a breve la progettazione e passate le festività natalizie, inizieremo subito a lavorare, quindi indicativamente con la fine del mese di gennaio inizieremo tutta quanta quella che è l'iter per la progettazione. Perché i finanziamenti ad oggi, quindi per il primo stralcio funzionale, ci obbligano a presentare un progetto presso il Ministero della Salute entro la metà del mese di ottobre del 2024. Progetto che sia praticabile a livello di fare una gara per la esecuzione delle opere. E quindi ipoteticamente, attraverso un programma che ci siamo dati, è verosimile che poi l'attività vera e propria, quindi l'esecuzione e quindi quella che si chiama la posa della prima pietra, possa avvenire nei primi mesi dell'anno del 2025. E questa insomma comunque è già una data e è importante fissarsi anche degli obiettivi. Riguardiamo un attimo questa slide perché dicevamo una piastra dedicata in parte all'emergenza, 14.000 metri quadri, ambulatori e servizi 25.000 metri quadri, c'è un ingresso che coincide anche con l'area amministrativa e didattica 7.000 metri, padiglioni per la degenza, area logistica, impianti tecnologici, casa della comunità. Insomma, vediamo davvero uno scacchiere molto variegato, tra l'altro girando slide anche i parcheggi, perché insomma è giusto fornire anche queste possibilità, visto che sarà una vera e propria cittadella della salute, no, ingegnere? Come potremmo commentare anche queste varie aree? Lo studio di fattibilità ha tenuto conto di tutte quelle che sono le realtà e le esigenze che la struttura ha bisogno. In questo caso qua articolato in 4 grandi strutture, una cosiddetta come la chiamata piastra, dove in realtà si svolgono tutte le attività legate all'emergenza e ai servizi diurni, e poi 2 strutture cosiddette di degenza, dove trovano tutta l'attività relativa all'area medica, l'area chirurgica, accompagnati, legati tra loro, tra quello che vuole essere il simbolo che distingue il collegamento tra il vecchio e il nuovo, che è quella mezzaluna che andremo un attimino a riqualificare, che è l'unico elemento che della vecchia struttura rimarrà e che quindi darà un attimino il simbolo, il passaggio tra il vecchio e il nuovo, dove avremo quella ad oggi disegnata di azzurro, con la quale andremo a avere l'ingresso vero e proprio dell'ospedale e tutte le attività amministrative, didattiche e di supporto dell'attività sanitaria. La parte relativa ai parcheggi, che non è di secondaria importanza, c'è un'altra slide infatti che riguarda proprio questa. Che i parcheggi sono fondamentali e sarà cospicua e garantirà diciamo il parcheggio a tutti quanti gli utenti, quindi gli fruitori, ma anche a tutti i dipendenti. Tengo a precisare che l'altro aspetto energetico, che riveste anche per questo
un'importanza rilevante. Si sa che l'ospedale è per natura energivoro e quindi ha necessità di una grande quantità di energia, e noi tenderemo nel nuovo progetto, l'ambizione è che di creare una struttura che sia autosufficiente attraverso il fotovoltaico, che è uno degli elementi che lo contraddistinguerà, perché tutta la parte del parcheggio sarà tutta quanta occupata da un tetto di fotovoltaico. Si pensa circa di 3.000 watt, Ok. 3 milioni di watt, scusate, e un sistema geotermico per quanto riguarda la produzione della parte meccanica termica dell'ospedale. Quindi diciamo che l'ambizione è quella di creare una struttura che sia autosufficiente. Autonomo, certo, dal punto di vista energetico. Sì. Vedo in color lilla circa anche Casa della Comunità, percorso PNRR, 2000 metri quadrati. Direttore, torno un attimo da lei perché insomma, facendo riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, c'è tanto da dire, e poi è un po' una novità anche questa, no? Assolutamente sì, come prima si diceva, la struttura demografica e quindi le esigenze della popolazione stanno imponendo un cambiamento, e sicuramente la sanità si dovrà trasformare soprattutto nell'ambito territoriale. Per questo stiamo partendo attraverso finanziamenti previsti dal PNRR, ma per l'applicazione di quello che sentirete parlare è il GM77, delle case della comunità, degli ospedali di comunità, che saranno anch'essi degli ospedali rivolti, ce ne sono già in Veneto. Il Veneto è la struttura che è la regione che in Italia più ha spinto nell'ambito degli ospedali di comunità, e sono strutture più rivolte alla popolazione con patologie croniche, e nella casa della comunità invece realizzeremo quello che è una vera e propria congiunzione tra il medico di medicina generale e, se volete, l'ospedale che scende un pochino più nel territorio, garantendo diagnostica più a portata di tutti quanti, ma soprattutto dei medici di medicina generale che troveranno sintesi con i propri pazienti all'interno delle case della comunità. Stiamo per partire con una sperimentazione in ambito provinciale proprio vicino a Legnago, a Bovolone, con un autofinanziamento fondamentalmente, dove applicheremo, questa è la grande novità, i modelli organizzativi, perché i muri sono muri, Certo. quello che invece conta è l'organizzazione all'interno, quindi all'interno della casa della comunità di Bovolone, grazie anche a un finanziamento che in qualche modo ci ha dato il comune di Bovolone, quindi grazie a tutte le amministrazioni comunali che ci stanno sorreggendo in questo grande progetto, proveremo quei meccanismi tra i medici di medicina generale. Già una medicina di gruppo si è spostata all'interno dell'ospedale, e già adesso stiamo lavorando in sinergia con loro. Per esempio, l'orario della medicina di gruppo di Bovolone si è spostato dalle 10 alle 12 ore già adesso, quindi i medici, gli assistiti di quei medici hanno già questo beneficio, ma non solo, hanno la possibilità di collaborare ancora di più con i nostri professionisti. Devo dire che in quell'area ben si sta lavorando alla medicina di gruppo integrata, per esempio di Cerea, dove metteremo un ospedale una casa della comunità, sta lavorando in modo eccelso anche a livello di diagnostica, stanno facendo ecografie loro, stanno facendo ECG loro, insomma, e questo permette agli assistiti di avere un primissimo riferimento e magari di evitare di venire in pronto soccorso per cose che si possono fare invece molto più vicino a casa. Anche perché il rischio è quello che magari ci si rivolga sempre al pronto soccorso anche per cose un po' minori, allungando ovviamente le attese, il tempo necessario per evadere tutte le richieste. Torno un attimo da lei, ingegnere, perché se è chiaro il progetto, dal punto di vista infrastrutturale ingegneristico non da meno sono i flussi, perché sia i flussi diciamo di ingresso per i visitatori, le emergenze, ma anche quelli interni agli ospedali devono essere attentamente calibrati e studiati, perché quando sarà a pieno regime la struttura vedrà migliaia di persone all'interno. Qui vediamo per esempio, sempre nelle slide che ci avete fornito, una mappatura più o meno di quelli che saranno i flussi di ingresso sia del personale che delle emergenze che dei visitatori, ma anche le uscite e ovviamente anche una slide per ricordare un po' come ci si muoverà all'interno dei vari padiglioni, in questo caso nell'ambito della parte amministrativa, insomma, ma forse tutto mi sembra, perché c'è l'arco più gli altri padiglioni. Insomma, anche questo è un aspetto ingegneristico di progettazione non indifferente, no? Sì, questo ospedale tra l'altro
sarà uno dei primi, se non il primo, che sarà progettato post-Covid, quindi che dovrà tener conto anche di tutta l'esperienza che abbiamo subito, perché è un'esperienza che abbiamo subito in questo periodo, in questi 2 anni. E quindi non c'è dubbio che i percorsi all'interno della struttura e all'esterno, i percorsi che devono differenziare gli utenti dal personale sanitario, ma anche la diversità tra personale sanitario, quindi i percorsi puliti, i percorsi sporchi, è uno degli elementi fondamentali che caratterizza questo ospedale, e questo vale sia per quelli che sono i percorsi orizzontali, che bene o male ognuno pensa di conoscere, che poi in realtà anche gli utenti vedono forse il 20% dei percorsi, perché gli altri non sono autorizzati a entrare, ma tante volte noi andiamo in crisi anche con i percorsi verticali, con tutto quello che riguarda quindi la parte relativa agli ascensori, ai montacarichi, e soprattutto anche una carenza rilevata per quanto riguarda il trasporto dello sporco. Quindi questo sarà un ospedale che sarà anche costruito, che terrà in modo tale che terrà bene a mente l'esperienza della pandemia, e quindi sia la conformazione dei reparti, i percorsi orizzontali e verticali avranno un aspetto prioritario sulla costruzione dell'ospedale. È interessante vedere, sempre dalle vostre slide, che questa completa ristrutturazione prevede circa 5 fasi. Lo vediamo, c'è una fase 0 in cui ci sarà un allestimento del parcheggio provvisorio lungo l'argine del fiume Adige, l'eliminazione di una porzione dei parcheggi a nord, insomma non leggo tutto l'elenco, lo potete fare autonomamente. Poi si passa a una fase 1 con la realizzazione della piastra complanare e dei parcheggi delle emergenze, quindi poi si partirà effettivamente da questo reparto che è il più urgente, e poi vedete fase 2, fase 3 con demolizioni e realizzazioni di secondo padiglione, di degenza e quant'altro, fino ad arrivare a una fase 4 con la demolizione finale dell'ospedale esistente, e una fase 5 appunto con il completamento dell'area amministrativa didattica, la realizzazione del parco fotovoltaico di cui si parlava, eccetera eccetera. Quindi davvero un cronoprogramma fitto, intenso. Immaginiamo, ingegnere, che dal punto di vista proprio operativo bisognerà serrare i tempi, tenere unita e compatta la squadra di lavoro, perché effettivamente è un cantiere complesso dal punto di vista proprio situazionale e operativo. È un programma ambizioso, noi vorremmo riuscire a completare l'intera struttura in 6-7 anni complessivamente, iniziando appunto dai inizi dell'anno del 2025. Coinvolgerà tante figure professionali, non solo la parte tecnica, ma ci sarà tutta la parte delle professioni sanitarie, dei medici, tutta la parte amministrativa, quindi tutte le persone che compongono le attività all'interno della struttura ospedaliera saranno coinvolte, sia per quanto riguarda la parte progettuale, quindi per dare indicazioni e dare lo strumento a noi tecnici per progettare, ma anche per tutta la fase che coinvolgerà tutta la parte prodromica e tutta la parte che necessita di spostamenti. L'ospedale purtroppo in questi 4-5 anni subirà delle notevoli trasformazioni a livello operativo, e sicuramente se tutte le persone coinvolte saranno proattive raggiungeremo l'obiettivo in questi 6-7 anni che ci siamo dati come obiettivo, altrimenti i tempi si allungheranno. Ma mi sembra che l'inizio anche per quanto riguarda la direzione, quindi il direttore generale, stiamo dando veramente delle indicazioni per essere veramente vincenti sotto questo aspetto qua, anche perché la struttura e l'ambiente lo necessita, tenendo conto che l'ospedale di Legnago ha veramente necessità di essere riqualificato e quindi di trovare una struttura nuova per le attività che svolgono all'interno. Grazie ingegnere del suo intervento. Direttore, dicevamo potrebbe diventare anche un caso pilota questo ospedale, perché nessuno di noi sa come sarà la sanità fra 6-7 anni, vedendo come è veloce, no? Per cui sarà un cantiere comunque in continua evoluzione e anche attento ai cambiamenti che subentreranno nel corso del tempo. Guardate, sicuramente c'è tanta variabilità, nel senso che guardando le strutture ospedaliere si riesce quasi a capire quando sono state costruite sulla base dei criteri
proprio ingegneristici con le quali sono costruite. Faccio un esempio per chi ha avuto certo. modo di vedere quello che è stato fatto in provincia, pur in strutture nuove. L'ospedale di San Bonifacio, molto orientato a fattori commerciali in qualche modo. Il Covid ci ha insegnato che forse non è proprio il caso di tenere queste attività all'interno degli ospedali. L'ospedale di Villafranca, che è successivo, pur mantenendo il corpo quintuplo, è un aspetto tecnico, comunque questi corridoi molto, molto grandi in qualche modo. La hall non è assolutamente paragonabile a quella di San Bonifacio, che sembra un hotel luxury, ma è molto bello e qualificato. Io ho avuto la fortuna di vedere delle strutture ospedaliere all'estero e sono rimasto impressionato da quelle francesi, che avevano i robot che giravano e che trasportavano materiale, piuttosto che entravi, vedevi i pazienti, gli utenti, non vedevi il personale medico o infermieristico, perché il personale medico e infermieristico aveva dei percorsi interni e assolutamente tu non avevi neanche l'idea di essere all'interno dell'ospedale, tranne quando vedevi il medico che usciva dall'area riservata alla propria attività per andare a incontrare i familiari che chiedevano in qualche modo informazioni, e quindi c'erano veramente proprio la consuetudine. Il medico usciva, stringeva la mano, quindi vuol dire che cos'è l'ospedale, che cosa sarà l'ospedale nuovo? Sarà quel punto di incontro tra le usanze, i costumi della gente, della società. Quella italiana è diversa da quella francese, che è diversa da quella inglese, e dalla tecnologia che in qualche modo nel frattempo dobbiamo cercare di anticipare. Per esempio il nostro amatissimo cellulare, nella mia idea, sarà un grossissimo strumento di attività per la sanità futura. Se io adesso dico che ho mal di schiena, questa sera mi trovo la pubblicità della crema che fa passare il dolore, quindi ecco, invece questo strumento probabilmente ci darà già una prima risposta nel prossimo futuro di qualche indicazione sanitaria, che già adesso noi cerchiamo, ma ce la darà in automatico, e magari invece sarà anche uno strumento di collegamento con il nostro medico, con il nostro medico di base, con il nostro medico specialista. Andiamo a sentire le parole del nostro presidente di regione Luca Zaia su di nuovo questo investimento e in generale sull'attenzione alla sanità veneta. Insomma, lei vuole difendere la sanità d'eccellenza del Veneto, Presidente, perché non la Ma lo facciamo con i numeri, faremo una serie di presentazioni ai cittadini, proprio con delle conferenze stampa, grazie al vostro aiuto, per dare un po' i numeri della sanità, visto considerato che stiamo investendo altri 437 milioni, l'anno scorso 371 milioni, e poi possiamo dire che i veneti, ad esempio, sono indagati da un punto di vista ovviamente sanitario, clinicamente, dalle macchine più innovative che ci siano sul mercato internazionale. La sanità dell'uno cosa pensi? Penso che sia un diritto democratico manifestare, però è altrettanto vero che un altro diritto democratico è quello di dire che ci sono i numeri che dimostrano il contrario. Dopodiché io ho rispetto delle idee di tutti, ma dire che è una sanità dimenticata, sapendo quanto abbiamo investito, siamo disposti a dimostrarlo in qualsiasi istante. Sentir dire che abbiamo chiuso ospedali che non abbiamo mai chiuso o altre robe del genere, si figuri. Io ho notizie di graduatorie scorse anche una ventina di volte, perché puntualmente l'assunto si faceva assumere e andava via. Cioè, il problema è che alcune località, esempio le valli bellunesi, hanno la difficoltà dell'attrattività in un mondo del lavoro nel quale mancano i medici. Il medico oggi decide di andare dove vuole a lavorare. Se avessimo un surplus di medici, molto probabilmente non avremmo quei problemi di organico che abbiamo in giro. Ci ricordo che in Italia mancano 50.000 medici e 3.500 di questi mancano in Veneto. Ecco, direttore, è un po' quello che ha detto lei all'inizio di questa puntata, no? Benissimo gli investimenti economici, però poi ci deve essere anche un po' la materia prima, medici e infermieri. Sappiamo che l'emergenza Covid, che ricordava anche l'ingegnere Avesani, in generale ha creato veramente uno sconquasso dal punto di vista professionale per per molte professioni sanitarie. Questa sarà un'altra sfida, appunto quella cercare di essere attrattivi, come diceva il presidente Zaia, e trovare anche i numeri dal punto di vista proprio del personale. Senza dubbio è una sfida che in qualche modo dobbiamo assolutamente raccogliere, e questo lo possiamo fare cercando quelle leve che motivano la scelta del venire o del rimanere in strutture che in qualche modo possono essere periferiche. È chiaro che lavorare nell'azienda ospedaliera di Verona a contatto con l'università, con un organico importante che quindi in qualche modo allevia la possibilità di fare turni per esempio di notte nei giorni festivi in numero inferiore rispetto a quello con organico ristretto, perché
viva Dio, riusciamo ancora e dobbiamo assolutamente dare delle coperture quotidiane complete, è diversa a Legnago piuttosto che a Malcesine, piuttosto che a Verona. Possiamo cercare di compensare con altre leve, che sono quelle motivazionali, col clima organizzativo, però c'è una legge che in qualche modo bisogna rispettare, che è quella della domanda e quella dell'offerta. A tal proposito, ecco, qualche cosa potrebbe essere fatto a livello nazionale, cercando di probabilmente avere un contratto di lavoro più flessibile in alcune specialità piuttosto che in altre, in modo da incentivare la scelta, per esempio, di andare in specialità tipo quella del pronto soccorso piuttosto che quella dell'anestesia, che magari non hanno altre leve come la libera professione, quindi la possibilità di pagare medici in modo diverso dal punto di vista contrattuale potrebbe essere una cosa da prendere in considerazione, proprio per cercare di agevolare quei servizi di continuità che però sono necessari per far sì che tutto il resto dei servizi possano essere erogati. E anche per evitare un po' la fuga verso il privato, che negli ultimi anni ha caratterizzato un po' anche gli spostamenti, no? Del personale sanitario e medico. Molti sono andati via dal pubblico per il privato, un po' per le motivazioni che dicevamo, però abbiamo anche nel corso di questa trasmissione sentito invece molte persone convinte di rimanere nel pubblico, di investire, perché effettivamente trovano le condizioni per farlo. L'ospedale di Legnago con la nuova veste potrebbe essere anche lì un punto di partenza per riqualificare il contesto e quindi fornire anche quell'ambiente giusto per trovare ispirazione, motivazione e chiaramente mettere a disposizione la professionalità, in particolare dicevamo per la sanità pubblica. Sicuramente i muri, anche il colore dei muri può essere una cosa che in qualche modo aiuta. Non sto scherzando, ci sono proprio degli studi che in questo senso fanno vedere quanto sia importante il contesto lavorativo dall'aspetto logistico. Sicuramente quello delle attrezzature, che stiamo rinnovando in continuazione grazie proprio ai finanziamenti regionali e cerchiamo di mantenere equilibrati in tutta la provincia, e poi i rapporti umani. Io penso che quella sia una delle leve fondamentali, e forse in questo il fatto di essere più piccoli rispetto a grosse realtà ci può invece essere di aiuto. È più facile lavorare sul clima organizzativo quando si è in pochi piuttosto che quando si è in tanti. È una leva che, devo dire, abbiamo visto all'interno della nostra grande azienda, che ha funzionato tanto in alcuni posti. Restando su Legnago, per esempio, il cambio di direzione di alcune strutture ci ha molto agevolato, e da altre parti invece è vero il contrario. Quindi sicuramente quello dei rapporti umani all'interno di quelli professionali sono una chiave che può essere vincente, o d'altro canto in questo momento, quando c'è la possibilità di scegliere, anche perdente. Direttore, grazie per questo suo intervento, la ringrazio a nome di Verona Network per averci aggiornato su questa importante infrastruttura che è l'ospedale di Legnago. Ringrazio anche l'ingegnere Avesani per l'apporto tecnico che ha fornito e vi ringrazio appunto di essere stati con noi. Grazie a voi, grazie di averci sopportati. Grazie. Andiamo a rivedere un attimo in conclusione il sondaggio di oggi. Ospedali veronesi, il servizio è adeguato? La risposta può essere di due tipi, come sempre. Chiaramente potete dire sì, tutto sommato ci sono i servizi necessari, oppure no, servono maggiori investimenti. A proposito di investimenti, oggi abbiamo parlato di questo e abbiamo visto quanti siano, insomma tanti davvero, soprattutto nella provincia veronese. Quindi grazie per averci seguito. Squadra che vince torna domani, un buon proseguimento di serata.